ed amici, ho qui stasera il piacere di avere accanto a me Patrizia Corvaglia, che noi abbiamo già conosciuto al Premio Margutta perché lei è stata la ideatrice e poi la realizzatrice del Premio Margutta, e insieme al Premio Margutta ha portato anche un'altra stupenda sua opera, un bracciale dedicato a Giuseppe Verdi per il suo bicentenario dalla nascita. Ciao Patrizia e bentornata su HTO. Grazie, bentornati anche a voi. Grazie mille. Allora, Patrizia, tu sei designer, scultrice e maestra d'arte, ma che cosa ti senti di più? Sicuramente una scultrice, come hai potuto vedere anche nelle opere realizzate per il Premio Margutta e per il bracciale di Giuseppe Verdi. La mia passione primaria è la scultura, da sempre. Quindi credo che insomma, io mi rappresento più che altro nei gioielli, anche attraverso i gioielli scultura. In questa collezione effettivamente che ho proposto per questa edizione di Alta Moda Alta Roma, la ritrovo effettivamente molto mia, proprio perché sono molto ritornata proprio alla scultura in sé. Come nasce la tua passione per la scultura e poi addirittura per i gioielli, quindi trasformare la scultura in opere d'arte che noi tutte possiamo indossare? Io oggi indosso uno stupendo gioiello, questo anello che gentilmente Patrizia mi ha così concesso di indossare. Grazie a te. La mia passione per l'arte è da sempre, diciamo, da quando praticamente respiro, credo. La pittura, la scultura l'ho praticamente fatta da sempre. L'applicazione al gioiello è una passione che ho scoperto una ventina di anni fa e che mi ha dato molta soddisfazione. Permette a me per prima e poi di conseguenza a tutti quelli a cui ho l'onore di poter accedere, di poter indossare delle piccole opere d'arte che io credo che siano dei segnali molto definiti di una personalità che ognuno di noi può scegliere, attraverso il gioiello, che è appunto rappresentativo di una personalità un po' diversa dal solito, insomma. Tu oggi apri la 3 giorni dedicata alla moda, all'Alta Roma Alta Moda, con una collezione tutta nuova naturalmente. Ce la spieghi un pochino? Allora, quest'anno la mia partecipazione ad Alta Moda Alta Roma prevede una collezione che, come ti dicevo, riprende proprio il gioiello scultura, che quindi io amo particolarmente. È una collezione che io ho intitolato Optical perché ha delle linee che partono in maniera molto minimale, essenziale, con una lavorazione chiaramente scultoria anche nel loro piccolo, per poi trasformarsi in strutture più complesse, molteplici, dove questi elementi essenziali si moltiplicano su se stessi, creando quasi degli anfratti, quasi dei passaggi segreti, dove io ho poi inserito delle pietre grezze che invece di essere incastonate canonicamente come succede nel gioiello tradizionale, vengono proprio immesse nella struttura del gioiello. Quindi io credo che sia molto interessante e il risultato, devo dire, a me piace e soddisfa moltissimo. Invece la seconda parte della tua collezione è un pochino più eterea, un pochino più volatile. Sì, diciamo che l'altra, entrambe rappresentano un po' questo periodo storico umano, diciamo. L'altra però è proprio resa più volatile e pensata per alleggerire anche un po' lo spirito, no? Appunto è figurativa, quindi rappresentando in questo caso farfalle e piume, e proprio un po' a dare un senso più leggero anche a questa primavera-estate che abbiamo di fronte. Quindi anche questi colori tenui, questi colori pastello delle pietre che io ho assemblato insieme danno una leggerezza e una spensieratezza, insomma, se vogliamo, di forme e di contesto. Com'è nata l'ispirazione per dei gioielli del genere? Ma l'ispirazione viene da tutto quello che ci circonda, assolutamente gli stati d'animo, le persone che incontri, Roma che è costantemente un bacino di ispirazione costante per me. Io ho scelto appunto di vivere e lavorare a Roma perché l'amo profondamente e ogni cosa che vedo per me è stimolante. Per te il gioiello, come appunto dicevamo, da oggetto prezioso diventa oggetto di comunicazione. Sì, assolutamente sì. Per me, ecco, diciamo che identifico l'oggetto che in questo caso si indossa, come il gioiello, come un dettaglio che dà dei chiari e forti segnali di se stesso, di chi lo indossa, della personalità, del modo che ha di porsi verso gli altri. Quindi credo che sia fondamentale anche, insomma, la scelta più che avere dei
dei segni indelebili, quale magari tatuaggi o cose, secondo me il dettaglio va studiato e va messo non con leggerezza, ma proprio per dare dei segnali di sé. Quindi per me, lo faccio appunto perché io amo indossare le mie creazioni chiaramente, però credo che siano proprio dei segni identificativi, oltre a essere dei chiari pezzi unici, danno dei dettagli della persona che li indossa che secondo me sono interessanti, insomma. Tra questi gioielli che naturalmente tu hai realizzato, qual è quello che ti rappresenta di più? Guarda, forse le ultime creazioni sono sempre quelle più, diciamo, in linea con lo stato emotivo della persona che le crea. Sicuramente l'amo particolarmente, però tutte le mie creazioni sono per me mie creature, quindi le amo tutte, devo dire, indistintamente. Anche quelle che possono sembrare un pochino meno studiate, meno elaborate, quelle che poi possono essere magari un po' più romantiche, se vogliamo, ma siccome rientrano in una logica che secondo me deve avere comunque il gioiello, che è una logica di un'esteticità, una bellezza che deve assolutamente avere per un discorso estetico, e poi deve racchiudere una preziosità che deve essere proprio della persona che lo porta. Può essere anche un dettaglio, un nome, una pietra che viene da lontano, che non ha nessun valore, cioè deve avere la preziosità e il piacere, lo deve avere chi lo indossa. Abbiamo parlato prima di pietre grezze, quindi questo è le pietre che tu utilizzi. Quali sono in particolare? Io adoro le pietre grezze che non vengono tagliate e manipolate dall'uomo, che quindi vengono lavorate così come vengono estratte. Acque marine sicuramente, le lavoro da sempre, acque marine, citrini, ametiste, rubelliti, amo particolarmente queste, ma insomma amo un po' tutte le pietre, anche quelle che appunto possono non avere un valore simbolico, comunque insomma non vengono riconosciute come tali, possono avere appunto dei significati molto intimi. Amo appunto intersecarle nelle mie lavorazioni, nelle mie sculture quasi a scomparsa, e quindi lavoro attraverso queste micro modellazioni che io faccio intorno a queste strutture grezze, quindi ogni pezzo viene a racchiudere questa naturalezza della pietra. Si dice sempre che nell'armadio di una donna non deve mai mancare un tubino nero. Invece per Patrizia Corvaglia qual è l'accessorio che non deve mai mancare per una donna? L'anello. L'anello secondo me è un compagno di vita, perché l'anello è, a parte la prima cosa quasi che si dà insieme alla mano quando si conosce qualcuno, è nella gestualità di tutti i giorni, è una cosa, un oggetto che comunque fa parte e diventa qualcosa che tu vedi costantemente, non è come un'altra cosa che viene indossata e poi non si vede, fa parte di te. E l'anello per una donna è sicuramente un oggetto importante, perlomeno per me lo è. E quindi credo che sia fondamentale sceglierlo, che piaccia, insomma, che deve essere proprio a sua immagine e somiglianza in qualche modo. Tu prima hai parlato di pezzi unici, quindi noi non troveremo due pezzi uguali, quindi naturalmente la donna che viene da te ti dice, può dirti quello che vuole e tu realizzi o dai dei consigli. Assolutamente, certo, io creo le mie collezioni chiaramente su mie ispirazioni, sulle mie visioni, ma amo profondamente anche fare delle cose che possono essere chiaramente indossate da delle mie amiche clienti, per cui cerco di entrare nella psicologia, nella esigenza di chi poi mi commissiona dei lavori, perché devono avere il piacere loro di portare gli oggetti che poi a cui posso dare il mio stile, ma è fondamentale che siano poi indossati con piacere dalla persona che me li ha richiesti. A proposito di questo, naturalmente adesso allora io ti chiedo per tutte le nostre amiche di HTO che volessero diventare subito tue nuove clienti, sappiamo che hai anche appunto uno showroom, come possono fare per contattarti e per venire a vedere tutto ciò che realizzi? Certo, allora il mio showroom adesso è in via dei Banchi Nuovi 45 a Roma, nel cuore pulsante del centro, dove appunto accolgo con tutte le mie collezioni, c'è un'esposizione permanente e in più una parte al laboratorio dove possiamo disegnare e valutare insieme quello che si può realizzare. Hai anche un sito sul quale possiamo dare un'occhiata? Certo, il mio sito è www.patriziacorvaglia.it. Grazie. Grazie a te.